Nei due progetti Veneto Escape e Doge sono stati affrontati gli elementi essenziali per tutto il ciclo di vita del documento informatico referto, dalla sua nascita alla sua messa in quiescenza e in conservazione. Durante questo arduo lavoro ci si è resi conto che anche la privacy è uno degli elementi fondamentali da analizzare e da implementare. Privacy che va intesa come sicurezza da un punto di vista tecnologico e riservatezza da un punto di vista funzionale e organizzativo. Sono stati studiati e messi a punto gli elementi informativa e consenso. Per quanto riguarda lo step distribuzione del documento informatico all'interno del ciclo di vita, l'informativa che viene rivolta al paziente qualora egli debba scaricare il suo referto online viene rivolta una tantum e anche il consenso dal paziente viene raccolto una tantum. Il paziente ha sempre però il diritto di revocarlo. Nel caso in cui invece il referto informatico venga inviato al medico di medicina generale perché lo inserisca nella sua cartella, l'informativa è sempre obbligatoria e il consenso deve essere raccolto presso il paziente di volta in volta. È evidente che questi approfondimenti fondamentali non devono morire con i due progetti, ma saranno i principi che continueranno a vivere anche in un futuro fascicolo sanitario elettronico.